La crisi continua a mordere, la Caritas di Vittorio Veneto continua ad aiutare le persone in difficoltà. C'è un nuovo progetto, Borse Lavoro per chi il lavoro l'ha perso, con obiettivo assunzione. Progetto rivolto a uomini e donne tra i 25 e i 60 anni. Riceveranno un reddito dignitoso e la riqualificazione professionale a fronte di 400 ore in azienda, un segnale di speranza. Decisamente sono messaggi di speranza. Il progetto l'abbiamo nominato PIL, progetto inserimento lavorativo. Il percorso nasce dall'esperienza di progetti già operativi dal 2008. Di fronte alla crisi ci siamo posti come fare qualcosa per la gente che è nel territorio, che è in difficoltà, che aveva perso il lavoro e che non riusciva a pagare le bollette e a dare da mangiare ai propri figli. In quella prima fase ad essere aiutati erano principalmente stranieri, non più. La dinamica di proposta ha fatto sì che emergessero anche realtà di italiani nel territorio, perché chiedere soldi magari è difficile perché ci si mette in gioco, però un lavoro è diverso. Per cui non sappiamo ancora se saranno italiani o stranieri, ma presumo che saranno anche parecchi italiani. Ecco. È lo sviluppo del progetto 5 pani e 2 pesci che negli ultimi 3 anni ha aiutato quasi 1000 persone. Questa la nuova sfida. Parte inizialmente con 10 borse lavoro, per cui da scegliere tra tutte le persone che hanno fatto i 5 pani e 2 pesci, quelli che hanno delle capacità spendibili, che possono anche sostenere un ritmo di lavoro che deve essere similare a quello ordinario a cui tutti siamo abituati. Il progetto, voluto dalla Caritas, nasce dalla collaborazione con i servizi per l'impiego della provincia di Treviso. E speriamo che l'esperienza sia talmente positiva di raccogliere anche dei fondi per poi poter proseguire con altre persone.